Una cerimonia che ha visto protagonisti giovani studenti, quella di oggi al Piazzale Caos per inaugurare l'ambasciata del Mediterraneo del Parlamento della Legalità Internazionale. A coordinare i lavori Antonella Zamputo. Presente Nicolò Mannino, l'instancabile presidente del Parlamento della Legalità, giunto assieme al vicepresidente Salvo Sardisco. Una cerimonia ricca di significato nel giorno in cui si celebra la giornata della memoria in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Tra i doni agli ospiti anche il Tempio di Castore e Polluce realizzato da Calogero e Settimio Gallo, studenti dell'Istituto Comprensivo Rita Levi di Montalcini di Agrigento. Tra i ragazzi anche quelli della Scuola Bersagliere Urso Mendola di Favara. Oggi è importante il messaggio ai giovani perché c'è tanto bisogno di legalità, Nicolò Mannino. Non solo bisogno, c'è bisogno realmente di scoprire chi non fa solo progetto ma è una persona credibilmente vera che dice a questi ragazzi che nessuna notte può essere così lunga da impedire al giorno di ritornare. E noi ci stiamo credendo perché arrivare ad Agrigento, scoprire queste meravigliose espressioni di affetto, di stima, di gratitudine, ci sentiamo il dovere di dire al giudice Caponnetto, che è stato il primo presidente onorario del Parlamento della Legalità, vedi quella speranza che tu annunciavi oggi è diventata volto, bellezza, e sicuramente abbiamo tanto da fare dinanzi a noi perché questi ragazzi hanno trovato un mondo che purtroppo non è bello, però se loro si impegnano riusciranno a mettere tanti colori e cantare un inno alla vita. Il Piazzale Caos è pieno di giovani, di studenti, è una bella testimonianza. Ma io direi di sì, perché non ci sono i politici delle passerelle, non ci sono coloro che certe volte usano i loro sogni per i loro tornaconti, ci sono solo i ragazzi del Parlamento della Legalità Internazionale e anche quelli multietnici. Siamo arrivati ora da Palermo e ci sono ragazzi che con tanta gioia, con tanto entusiasmo sono venuti a dire che possono spezzare 1, 2, 3 fiori ma nessuno impedirà la primavera. La Presidente del Senato ha omaggiato questa manifestazione. Ma indubbiamente noi con il vicepresidente Salvo Sardisco siamo stati ospiti dalla Presidente del Senato, si è commossa, ha detto carinamente, se potevo usare una nostra frase, perché un bambino alla domanda cos'è la legalità, lui ha risposto è l'ossigeno degli onesti. E allora lei subito ci ha mandato un messaggio che abbiamo letto ieri sera in un bellissimo concerto mariano e che oggi portiamo in questa bellissima valle di Agrigento per dire che stiamo vincendo. Ricordiamo che oggi qui ad Agrigento nasce la sede del Parlamento della Legalità. Nasce un presidio culturale, questo ci tengo a dirlo, che è un'ambasciata, l'ambasciata del Mediterraneo, e mentre stasera, oggi lo stiamo facendo qui, domani sera con il vicepresidente saremo noi a Monza Brianza dove ci sarà l'insediamento dell'ambasciata del fresco profumo di libertà e ci verrà pure conferita la cittadinanza onoraria. Ambasciata del Mediterraneo ad Agrigento, nasce oggi qui di fronte alla casa di Luigi Pirandello. Oggi è una giornata storica per la nostra città. Il Parlamento internazionale della legalità insedierà una sede del Parlamento della legalità all'interno del Parco letterario Luigi Pirandello. È un meraviglioso monumento, un meraviglioso posto che ci proietta in tutto il mondo. E inoltre sarà insediata l'ambasciata del Mediterraneo per il Mediterraneo crocevia di culture, etnie diverse. A tal proposito praticamente i ragazzi sono venuti da tutta la provincia con tanto entusiasmo, con tanta voglia di riscatto a favore di una cultura di legalità e di speranza contro la subcultura mafiosa, contro l'indifferenza e contro ogni forma di illegalità presente nel nostro territorio. Hanno fatto una bellissima mostra prodotta da loro stessi che oggi sarà esposta al Parco letterario Luigi Pirandello. Noi consideriamo, come diceva Giovanni Paolo II, che solo i giovani sono la nostra speranza, la speranza di un mondo, come diceva Aldo Moro, migliore, ma questa volta migliore speriamo nel vero senso della parola. Siamo nel terzo millennio e siamo qui accanto alla casa di Pirandello sul Mediterraneo, il Mediterraneo che vede tante vicende nella storia e l'abbiamo chiamato il lago della storia, circa 5.000 anni di storia, per non dire anche qualcosa in più, e che oggi noi in questi 5.000 anni vogliamo innestarci con delle idee nuove, le idee che lasciano le guerre che abbiamo vissuto nel passato e che ancora continuano a esserci e invece vedono il senso della fratellanza, e questo sarà dimostrato da che cosa? Dai giovani musicisti che porteranno e canteranno delle musiche ancestrali, quindi che sono uguali per tutti e che sono sensibili, che vanno dai tamburi dell'Africa alla musica moderna europea, perché tutto è un unico abbraccio. Questo è il nostro messaggio che vogliamo dare con l'ambasciata del Mediterraneo.